ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Yes baby, bentornati. E scusatemi per il ritardo di una settimana, infatti c'è stata una settimana senza video, ma ero pieno di cose da fare, mi dispiace. Ma siamo tornati qua con un nuovo weekend divertentissimo. Infatti io comunque il weekend registro. Non è uscito il vlog, semplicemente ero pieno cose da fare e non ho fatto in tempo a farlo uscire. Però io registro sempre. Infatti questo weekend, il sabato pomeriggio, sono andato a vedere l'arrivo di un rally. Non perché mi interessasse effettivamente il rally, ma perché c'era Buzziol che suonava. Stile e fiesta che si suona, let's go. Guarda Buzzi. Chissà cosa vedremo guardare Buzzi qua. La sera infatti ci siamo trovati tutti quanti insieme per il 18° di Matteo. Dai Alex! Me manda via la Valdemolo storia. Tutti insieme. Viva le le canzoni in Veneto le migliori, fioi, basta, che ne altro da dire, la birra. Dai che lele! Che bello lei! E sta facendo Shrek e quelli ballano. Let's go, faccia anche Alex. Let's go. Shrek. Poi abbiamo dormito lì, quindi sì, la domenica non abbiamo fatto chissà cosa, siamo rimasti semplicemente in compagnia. Però come ogni domenica sera siamo andati a mangiare insieme la pizza. Guarda che neanche Sandro sta settimana. Ciao. Ciao. Allora, è stato un weekend provocatorio. Sì, vabbè, ho voluto giocare a calcio insieme anche qua al campione. Io sono dalle favela, Perché ragazzi ha fatto 18 anni. sono maggiormente. Ma la vera domanda è perché non avevi spiegato perché voi altri due eravate in costume? Perché Matteo ci ha detto venite da me che dopo andiamo a Jesolo a fare un rave party. Come non è? Uno può sbagliarsi, tu no? Appunto, cioè. Ma io Anche ma se io poi sono sbagliato, capito. E quindi perché eravate in costume? Per andare a Jesolo. Per andare a Jesolo. Per andare a Jesolo. Con le tipe. No, siamo andati. Ma ci andremo a venerdì. Anche mosso. Comunque il ragazzo lì è stato provocato tutta la serata Tutta la serata? e non ha concluso nulla. Niente. Sandro. Sì. Beh, tanto dopo censura al massimo, oppure lascio se è divertente. Senti, ti spiego anche il motivo. Cosa mi dici? Qui una roba dura per passarsi. No. Nel dubbio ci dissociamo. Che classe ragazzi. Guarda che arriva pizza al classe. Arrivi di dire? No, lei sta femmina l'ha fatta proprio nei miei confronti. Cosa fa? E aspetta, non l'ho avuto già. E diciamo che non è andata. No, se ti piace la rucola. Non è andata bene. Non è andata bene, anche perché a denuncia non l'ho avuta fatta. Dopo la pizza siamo andati in un evento in una cantina. Molto bello, come vedrete c'è Buzzi anche che ci spiega. Sandro ci fa da cicerone. Dighi, va. Ecco. Bisogna investire, come disse Luciano Benotti, investiamo. Oh no, guarda, non l'ha neanche messa la vasca. No. La staglietta è ancora sporca. Oh, tu Sandro.
Ma guarda che robe! Però sì, insomma, abbiamo saputo che c'era una festa sul Montello, quindi alla fine è stata anche la festa sul Montello. Classe! Guarda LED! Spero che questo weekend vi sia piaciuto, mi raccomando lasciate like, iscrivetevi, commentate, noi ci vediamo prossimo lunedì con un nuovo weekly vlog. Madò che scioglilingua, bella!